Giornata di chiusura del progetto Agitamus, dedicato alla città di Cagliari, alla provincia e tante altre scuole che hanno partecipato a questo evento, perché di evento si tratta. Moreno Marchetti, allora, lancio del peso è una platea di quelle importanti, fatta dai giovani. Sicuramente per me è un piacere essere qua oggi e soprattutto essere stato di esempio e di stimolo ai giovani oggi, grazie a questa nuova generazione dove si deve contare soprattutto per l'inclusione, veramente per l'abbattimento di tutte le barriere, sia architettoniche, fisiche, sia quelle mentali, e i ragazzi hanno risposto in una maniera fantastica e per me è stato un ulteriore stimolo ad andare avanti e continuare nel dare questi esempi. Moreno, la vita dello sportivo, come dicevi poc'anzi, non conosce barriere, non conosce ostacoli. Tanti sono i tuoi compagni di viaggio che in questo anno si sono alternati nel presentare in primis la loro vita e quello che poi succede dietro quello che per molti ancora rimane un tabù. Qua invece mi pare che i ragazzi, quelli che hanno il domani in mano, questi tabù proprio non li considerano. No, assolutamente, non sanno cosa sia il tabù e con il progetto Agitamus sicuramente hanno imparato che non esistono diversità di nessun genere. Non esiste moreno, disabile, è solo un dover etichettare qualcosa. Esiste il moreno, quando mi salutano con moreno, azzerano proprio la disabilità, e con lo sport non esiste nessun tipo di handicap o disabilità che tenga. Moreno, ci ha colpito il fatto che tanti di questi ragazzi che ti hanno visto avvicinarsi alla nostra videocamera ti hanno salutato, quindi anche un esempio, un qualcosa da seguire, credo che sia gratificante già di per sé. Assolutamente, per me, ripeto, è un ulteriore stimolo aver lasciato qualcosa di positivo nei ragazzi. Il tifo, passatevi il termine, che mi hanno fatto per me è molto gratificante, significa che qualcosa di buono ho fatto per loro. Moreno Marchetti, atleta, prossimi obiettivi? Prossimi obiettivi sinceramente non me ne pongo mai, perché mettersi degli obiettivi significa mettersi dei limiti. Io mi alleno, partecipo alle competizioni e quello che viene sicuramente è aver dato il 100% delle mie possibilità. Lo spirito di Agitamus. Assolutamente sì, lo spirito di Agitamus.